anni e vivo ad Anguillara Veneta. Frequento l'operatore prima meccanica dell'ENAIP a Conselve e ho scelto di fare questo percorso anche perché, se sono una ragazza, voglio avere opportunità nella meccanica e distinguermi dagli altri. L'ENAIP mi dà l'opportunità di studiare i fondamentali della meccanica, come la tecnologia, cioè i materiali, i disegni, fare le lavorazioni al tornio, alla fresa e inoltre c'è saldatura. L'ENAIP ti dà l'opportunità di andare a lavorare già dal secondo anno in un'azienda facendo lo stage. Io consiglio questa scuola perché è un ambiente accogliente e gli insegnanti spiegano con entusiasmo e con tanta passione. Mi chiamo Federica, ho 19 anni e abito ad Anguillara. Ho frequentato il terzo anno operatore meccanico all'ENAIP di Conselve e ho preso la qualifica a giugno. Il mio hobby è ascoltare musica e libri. La mia scelta è decisamente ottima e controcorrente. Le persone infatti pensano che le ragazze non possono frequentare un corso come questo, che è considerato tipicamente maschile. Invece io sono orgogliosa della mia scelta e so che ho scelto bene. Quando sono venuta a visitare la scuola con i miei genitori, ho insistito io per iscrivermi qui. Sono rimasta colpita dai laboratori e dalle attrezzature usate e delle grandi opportunità di trovare lavoro. Infatti, dopo la qualifica, già a luglio, sono stata contattata da alcune aziende e ora mi occupo di fare lavorazioni meccaniche presso una ditta di Conselve. Durante questi 3 anni ho realizzato vari oggetti, tipo portachiavi, morse, righello a L e ho saldato alcuni pezzi meccanici. Io consiglio di fare questa scuola perché gli insegnanti mi hanno trasmesso passione, entusiasmo e desiderio di fare questo lavoro. Sono Giorgio, ho 16 anni, frequento il terzo anno di operatore meccanico presso l'ENAIP di Conselve. Come hobby mi piace andare in palestra. Durante questi 3 anni abbiamo imparato a programmare le macchine a controllo numerico come il tornio e la fresa. Programmare significa scrivere un codice di numeri e lettere che spiega alla macchina che lavorazione eseguire e cosa fare. Al tornio le macchine CNC si possono eseguire pezzi, ad esempio gioielli, chiavi, portacenere. Ho scelto questa scuola perché voglio inserirmi nel mondo del lavoro e avere successo nella vita.